Ingegner Dino Barone, questa sera al Parco Letterario si celebra un evento che ricorda le vittime del 1943. Sì, quella terribile giornata del 43, così l'abbiamo intitolata la prima volta col professore Lauretta, che io sempre onoro e onoriamo sempre, Enzo Lauretta, il grande Enzo Lauretta agrigentino, che ha insieme a noi esplicitato in una intervista di più di un'ora in diretta a San Leone, al caffè letterario di San del Lido, le vicende relative a questi bombardamenti che hanno prodotto la morte di tante persone, sia da Licata a Gela e poi ad Agrigento la mattina del 12 di luglio, proprio del 43, alcuni anni fa. E lì, diciamo, e lì è morto anche mio nonno, il mio omonimo, Barone Bernardo, che io e noi ricordiamo sempre in famiglia, e che questa vicenda ha segnato la storia della nostra famiglia, perché chiaramente è rimasta vedova la moglie, i figli erano giovanissimi, e poi chiaramente nella storia di Agrigento ho segnato il bombardamento, i crolli, i morti e la ricostruzione. Ricordiamoci che nel luglio 43, il 25 luglio, cadeva il fascismo con la grande riunione a Roma del Gran Consiglio. E cosa dire? Oggi ci sarà una celebrazione importantissima alle ore 18:30 sul palco dell'anfiteatro Luigi Pirandello a Piazzale Caos, con un evento, diciamo, fatto dal maestro e dai componenti, sono 40, dell'orchestra di Ioppolo, condotti dal maestro Mangione, e siamo lì per ascoltare queste musiche celebrative, e quindi sicuramente molti di noi con le autorità, tutti i cittadini sono invitati e saranno commossi quando si suoneranno il silenzio e altri brani già programmati. Quindi mi raccomando, speriamo di avervi tutti e tante persone, perché ci sono le poltrone, l'ingresso è gratuito, abbiamo anche i posti macchina, quindi abbiamo preparato tutto. Grazie e buona giornata, a più tardi.